specifico e soprattutto in questo particolare momento. Allora, io nello specifico, quando Giorgio insomma mi ha anche chiesto e mi ha invitato a questo incontro, l'ho colto proprio in una fase in cui, almeno nel ruolo che io ricordo, io sono una consigliera comunale qui nell'amministrazione Pioggiotta del Partito Democratico, e almeno da quando c'è la nuova amministrazione credo di aver cercato l'attenzione, quel che riguarda insomma dell'amministrazione attuale, che c'è il governo qui, per proprio le stesse preoccupazioni che oggi lei ben elencava. Signora Dottore. Sì, ok, grazie. Allora, l'ho fatto con gli strumenti a disposizione, nel senso che ho tentato attraverso delle iniziali interrogazioni, ho tentato attraverso anche gli organi di stampa, ho chiesto, questo proprio recente, nel momento in cui percepivo l'assenza totale per quel che riguarda il territorio, ma anche perché una cattiva informazione. Ha ragione, noi siamo stati probabilmente come territorio anche illusi da una ristrutturazione, vuol dire che in maniera molto intelligente e se vogliamo a livello di marketing è riuscito a fare il direttore generale, dipingendo e ristrutturando l'ospedale, rendendolo visibilmente bello, se non che poi svuotarlo gradualmente di tutti quelli che sono i servizi necessari. Tra l'altro sorrido perché all'affermazione che tu hai fatto dicendo che appunto ha fatto una gaffe rilanciando un'iniezione miracolosa sul tumore, il dato in realtà dice l'opposto, che noi siamo un primo comune che ha il più alto tasso di mortalità per cancro, quindi probabilmente era proprio una gaffe per nascondere l'esatto contrario. Però chiusa questa parentesi, insomma, e tornando a quello che è il lavoro che insomma in questo territorio stiamo facendo, e soprattutto, ripeto, in questo ultimo anno noi abbiamo qualche mese fa abbiamo proprio organizzato anche una conferenza stampa, invitando le associazioni, invitando il territorio e entrando anche nello specifico ovviamente di quelle che sono già le evidenti criticità che ci sono al nostro ospedale. Noi abbiamo già dei medici che migrano, quindi sono dei dati certi di quello che tu insomma stai riportando a livello un po' generale. Ci sono dei reparti che sono non solo in difficoltà, ma che rischiano anche, come dire, la chiusura. E ci sono senza ombra di dubbio un sottorganico che impedisce le regolare erogazione di quelle che sono insomma i servizi preposti nei vari ambiti, come quello del pronto soccorso, che è super richiesto, anche perché insomma teniamo conto che noi siamo un comune non piccolo, siamo un comune di poco sotto dei 50.000 abitanti, quindi insomma che tra l'altro ha un collegamento pessimo all'ospedale centralizzato, al nostro hub che è l'Angelo, quindi insomma anche questo, e che durante il periodo estivo necessita assolutamente, proprio perché insomma vocazione vuole che abbia il turismo e che quindi sia anche super sollecitato da interventi anche extra. Ecco, quindi tutto questo insomma accanto all'evidente che non è che noi abbiamo l'elemento critico dei servizi e delle strutture intermedie, non li abbiamo, non sono mai partite, non sono mai decollate, e ben descrivevi tu prima quando dicevi, a fronte di un taglio comunque di posti letto nelle strutture ospedaliere, il piano prevedeva un corrispettivo di strutture intermedie. E questo è frutto di questi giorni, insomma, l'ennesimo ordine del giorno che abbiamo portato in consiglio e che non ha avuto modo di essere discusso proprio su questo fronte. Noi ne abbiamo bisogno per 1000 ragioni, insomma, perché ovviamente se alcune, soprattutto per la rapidità che ha questo maggior intreccio tra il territorio e l'ospedale, ma soprattutto per il fine che hanno le strutture intermedie, fra l'hospice, l'ospedale di comunità, insomma, fermo restando e ricordando anche quello che dicevo prima sul tasso di mortalità altissimo del cancro, tutte quelle persone che in realtà non possono
non possono essere curate, sono in una fase terminale della loro malattia, hanno diritto ad avere insomma, una struttura che le possa ospitare, che possa mettere a disposizione e che indubbiamente pesa meno al sistema sanitario nazionale. Quindi tutto questo trova corrispettivo a quanto hai riportato tu. Quindi sì, il convegno indetto dalla WIL in realtà arriva, e io ci andrò, nel senso che su questo tema assolutamente, anzi arriva dopo una serie di tantissimi solleciti fatti anche all'amministrazione, proprio per dire attenzione, bisogna che noi ci siamo, bisogna che siamo partecipi, bisogna che noi anche nella stesura delle schede ospedaliere, di cui in teoria dovevano essere costruite, erano le schede tecniche, cioè quindi quelle legate alla specificità del territorio, ma di cui non si sa nulla e quindi non lo so su quale fronte siano state costruite e scritte le schede, e anche questo sarà un grossissimo problema. Quindi questo è un po' il quadro specifico per quel che ci riguarda e per quel che mi riguarda, su tutte le azioni messe in campo, non solo per intanto informare i cittadini, perché io sono convinto che ancora siano un po' ubriachi dalla dipintura e dai quadri che comunque negli anni sono stati oggetto molto spesso insomma, dei tagli di nastro e che sicuramente erano necessari, anzi chapeau, nel senso che è stato fatto un lavoro egregio e meraviglioso, i rischio appunto è invece questo, che mancano i medici, mancano i pochi medici che ci sono, o i specialisti, perché noi abbiamo sempre avuto anche dei reparti che non nascondo, ho sempre portato all'esterno come eccellenza e che rischiano in questa riorganizzazione una grossa perdita, un po' per quello che dicevo prima, perché insomma il medico ha bisogno di essere supportato nella tipologia particolare anche di lavoro che svolge, non può certo reggere ritmi e orari oltre l'umano e soprattutto deve avere anche delle opportunità di specializzazioni che rischia di non poter avere in ospedali come questi. Quindi tutto questo insomma credo sia un quadro piuttosto grave, non so se uso il termine eccessivo, però insomma sicuramente preoccupante, sicuramente preoccupante.